cerchiamo sempre di tirarsi su il morale con altro volatile, che non altri in maniera molto felice, che abbiamo cercato di portare su con altri sul nostro palco, e risponde sempre alla mail La Posta del Cuore chiocciola Los Masadores. Praticamente un attimo questo portarsi su che Passera de Porci 79. Ciao porcini, è sempre un piacere vedervi così in tanti. Vi ricordo che potete scrivere a La Posta del Cuore. Mamma tirami via, non so La Posta del Cuore @losmasadores.it. Va bene. Allora, questi piccoli suggerimenti dei miei amici. Un sacco di messaggi veramente stasera si vedrai proprio tutti quanti. E ora facciamo una roba veloce. Allora, partiamo da auguri domani alle ore 9. Mia mamma di nome Monica compie gli anni. Cioè per me 9 compie gli anni tua mamma. Se sei 10, ciao vai. A mezzanotte, ora o ti impari scriva. Ora, goodbye. Aspetta, scusa un attimo. Mia mamma di nome Monica compie gli anni. Goodbye. È un bel augurio questo qua, veramente. Sul fazzoletto di carta. Dopo che sei fermi qua, perché c'è una marea stasera. Ghese. Anche qui c'è carte di commercialista, Matteo. Tanti auguri a Francesca per il suo 13° compleanno, il tuo papà, e una canzone a scelta. Vediamo che canzone va bene per il 13° compleanno. Avari. No, sarei un po' prestino. Facciamo Sposerò Andrea Bosa, dai. Abbiamo già fatto. Dopo vi ricordo, aspetta, questo lo facciamo dopo. Tanti auguri a Antonio di anni 55. Mamma. Antonio del Massador dell'Oreia. Posso impissare luci? Questo che va a venire su. Dove sei? Antonio? Dai Antonio. Sei andato via? No, vado a beccarlo Antonio. Non posso credere che sul serio no che sei. E ora finiamo il concerto qua, ragazzi. Grazie, no. No, questa era. Che solo sta mai. Dopo che sei. Gli auguri ai 7x6 di Massadores. E se vieni sto qua che ha trovato i sei disappatti. Avevo caso che cosa devo fare. Buon, dopo che sei. Allora. Ciao Porci 79, mi chiamo Gloria e volevo metterti a conoscenza di un problema che da un po' che avevamo nella mia famiglia. Mia e mia sorella siamo vostre fans da un mucho, ha scritto mucho tra l'altro alla spagnola, da un mucho di tempo. E ogni occasione è buona per attaccare le vostre canzoni sul telefonino e cantare. Cioè attaccarle nel senso. Sì, tipo un post-it. Un dì siamo inventati di dire che la nostra mamma deve venirvi a vedere e da quel momento si inizia tutto. Se prima ogni occasione era buona per cantare, adesso mi obbliga a attaccare le vostre canzoni e a farvi vedere i video su YouTube. Io capisco come siamo ciapai, noi altri vivevamo tanto bene, ma noi che avantiamo più. Non è che sabato all'Oreggia vi faresti una foto con me dopo al manco a poi dire che a sua amica questa siamo fioia? A te che soddisfazione, eh? Comunque un moment doll dopo i pasti ti vedrai che passa tutto, Gloria. Mirko. No, anzi scusa, Lorenzo. Ciao, vi ho già scritto su Facebook in quanto siamo una compagnia dell'Oreggia e visto che sabato 4 fate il concerto in casa mi chiedevo se fosse possibile verso metà concerto fare gli auguri di compleanno a un nostro amico che compie 22 anni. Si può fare, ci fareste un immenso piacere, colui che compie gli anni si chiama Federico. Lorenzo purtroppo non podemo. Valentina. Ciao Porci 79, ti scriviamo per domandarti un stramega piacere per la sera del 4 agosto. Puoi fare gli auguri anche se un poco in ritardo a quella figa della nostra sorella Michela. Quella figa o sfiga? Perché se sei figa vieni sul palco, se sei sfiga tanti auguri Michela e anche se un poco in anticipo alla sua dolce metà, anche se anche la sua dolce metà. E ora tanti auguri a tutti quanti. Ciao Porci 79, è la prima volta che vi scrivo. Il 6 agosto mia sorella Eleonora fa il 10° compleanno. Volevo andare a fare gli auguri al concerto di Loss, il suo gruppo preferito. Ti
Tienti, ragazzi, guarda che una volta tu senti che andava avanti per Duran Duran, per Take That, il Los Massa. Guarda che fra 10 anni tu senti andare a vedere California, ragazzi, coi penotti. Vabbè, comunque, Asenattosa, alta, bea, brava, buona e bionda, e a 10 anni. E a se definisse una cavata fuori. A sta una casetta rente al capiteo del Castelminio. Se te vedi anche il numero, siete tutti qua, i ladri si contenti. Saremo al concerto del 4 agosto a Loreggia, Fia mezzanotte che vi campo libero. Valentina con mamma e papà, siete tutti qua, e cugine, che siano anche cugine, festa grande! In ultima volevo fare una dedica, e questa è che mezza piesta del P, senza nulla togliere che altri. Ciao porci, sono Mirko da Loreggia. So che il 4 veniva a suonare. Cosa? È stesso del prima? No, prima ieri Lorenzo, ho saltato questo. Sono Mirko da Loreggia, so che il 4 veniva a suonare qua. Guarda casa, Baccalea. Mi so di turno al lavoro, però voglio mandare lo stesso un saluto, non saluto, a memorosa Laura, che sicuramente sarà in mezzo a folla a ascoltarmi. Laura? Se no che se. Allora, intanto in pisa luce. Pisa luce. Laura ti conviene venire fuori perché Venire fuori, intanto approfitti che il moroso non che sei. Che sito? Che sei. Ah, che culo. Che Laura, tu moroso non che sei se Dio a lavorare. Vieni da Dio che dopo facciamo festa. Abbiamo un container tutto per te. E mi scrive anche. E poi mi dice, dai che un vaso da parte mia e tende che non beve masa, non sta preoccuparte Mirko. Mirko te dedichiamo anche a Mario il postino. Bon. Ragazzi, mi raccomando, durante le ferie scrivi a Porci79, sicuramente vi risponderà. Basi e strucconi.